voy a hacer si todo está en mí para renacer? Tengo que cambiar este caminar. ¿Qué será de mí? Quiero ya estar bien. Siento colores fluir, encienden la llama en mí. Bene. Allora, intanto saluto Walter Esposito. Buonasera. Buonasera a tutti, un caro saluto e un caloroso saluto da Andrea Sperandio di Mestre Mie. Ci troviamo da Abitare 3, diciamo è il luogo in cui noi facciamo alcune rubriche, appunto in particolar modo questa da sempre la facciamo qui, che è Passione, Sport, Educazione. E siamo in attesa di ricevere, dovrebbe arrivare fra qualche istante, un pugile. È qui. Campione d'Italia, è stato o è campione d'Italia, non lo so. È campione d'Italia. È campione d'Italia. Campione d'Italia in carica dei pesi super massimi. massimi. Bene. Lui si chiama Dimitro Tonishev, ma dopo ve lo introduce sicuramente bene Walter. In attesa che arrivi il pugile, io sono qui per informare tutti quelli che ci seguono e che ci seguiranno nel corso, diciamo, delle prossime dirette, che il 25 novembre è una ricorrenza importantissima, perché è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per l'esattezza è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È il terzo anno, è la terza edizione, quest'anno per noi. Facciamo questa maratona, saremo all'Auditorium Cesare De Michelis nel distretto M9, quindi M9, Museo del Novecento di Mestre in via Pascoli. Dicevo, la maratona ha una durata di 9 ore, perché comincerà alle 10 e terminerà alle ore 19. In quell'occasione si susseguiranno tutta una serie di interventi, a parte delle forze dell'ordine, ma anche di associazioni, di persone, di imprenditori, di sportivi, gente dello spettacolo, scrittori, musicisti, insomma un po' di artisti e un po' quello che è il nostro tessuto cittadino. È un evento, naturalmente, l'avrete capito, di sensibilizzazione verso la questione, appunto, della violenza sulle donne. E niente, ci sarà la possibilità di dare di dire qualcosa, di fare un intervento, di dare un contributo a questa cosa. Quindi voglio dirlo, siete tutti invitati a partecipare. L'Auditorium in via Pascoli a Mestre, distretto M9, all'Auditorium Cesare De Michelis, quindi 25 novembre dalle 10 alle 19. Adesso nel frattempo è arrivato il nostro ospite, È arrivato Dimitro Tonishev. lo lascio nelle mani. Ciao Andrea. Piacere. E io mi alzo e me ne vado. Grazie e buona chiacchierata. Scusate per il ritardo, ma Mestre come sempre a quest'ora Nessun problema, ospite graditissimo, e quindi abbiamo atteso questi 2 o 3 minuti con piacere. Come dicevo un attimo fa Andrea, siamo al secondo appuntamento autunnale con la trasmissione Passione, Sport, Educazione, sempre ospitata nello splendido negozio Abitare 3 dei fratelli Trevisan a Mestre, ovviamente con l'organizzazione dell'associazione Mestre Mia. Questa sera, per l'occasione, abbiamo un ospite veramente graditissimo, Dimitro Tonishev, nato in Ucraina, a Leopoli, 28 anni fa? 28 anni fa. 28 anni fa, naturalizzato italiano e attualmente è campione italiano dei pesi supermassimi dilettanti con la maglia dell'Union Box Mestre. Bene, arriviamo subito diciamo così, a rompere il ghiaccio. Allora, Dimitro, tu sei arrivato in Italia quanti anni fa? Più o meno nel 2003, quindi avevo 8 anni. Beh, possiamo dire che 19 anni fa, ecco. 19 anni fa. 19 anni Ecco, fa. tu sei alto, se non sbaglio, 1,95 m. 1,95 m. Ecco, quindi diciamo che tu hai pensato subito
al pugilato, che è uno sport, diciamo, lo sappiamo, abbastanza difficile, no? Oppure prima hai pensato magari al basket, alla pallavolo? Guarda, io non sono mai stato così corpulento come lo sono adesso e inizialmente non sembravo neanche così tanto portato per lo sport. Diciamo che ho avuto un po' un'adolescenza, non dico problematica, ma è stato un po' un percorso quello dell'integrazione e sicuramente dopo l'incontro casuale col pugilato, perché è stato veramente un incontro casuale, ha aiutato in questo processo e mi ha dato, diciamo, mezzi, mi ha dato maggior sicurezza e il fisico che vedi adesso, ecco. Comunque non è stato un qualcosa di ricercato ma casuale, è stato un mio amico che mi ha chiesto di provare un corso di kickboxing e da là a Murano, dopo che l'ho provato, io e l'allenatore abbiamo avuto subito, diciamo, il feeling e abbiamo deciso insieme di spostarci al pugilato e dopo, dato che questo allenatore è in buoni rapporti con l'Union Box Mestre, ovvero l'attuale società dove mi alleno, Certo. per aiutarmi, diciamo, nella crescita agonistica e soprattutto per diciamo, darmi quella spinta, quella scalata, renderla, diciamo, più continua, mi ha indirizzato all'Union Box Mestre e sono già passati 10 anni da quando ho iniziato questa avventura, diciamo, all'Union Box. Ecco, tu parli benissimo l'italiano. Hai avuto difficoltà all'inizio perché sei proprio sciolto nel parlare? Diciamo che da piccolo, causa questa mancata integrazione, per isolarmi leggevo tanto. Ah, leggendo. Ero molto amante dei fumetti. Ah, bello. E si vede che questa cosa mi ha... Che fumetti in particolare? Il Topolino. Ah, Topolino. Ma ne ho a casa una collezione, ne avrò minimo 1000. Caspita. E li raccoglievo, li prendevo da tutti, li leggevo, proprio li bruciavo, cioè andavo avanti a leggerli. E questa cosa secondo me ha aiutato molto con la lingua e dopo, avendo fatto, diciamo, diversi mestieri, chiamiamoli così, ruoli lavorativi che mi portavano a stare in mezzo alle persone, questa cosa è andata a svilupparsi e forse sono portato a essere un chiacchierone, diciamolo così. Ecco, diciamo, prima di arrivare proprio al pugilato, tu sei anche laureato, mi pare, no? No, sto finendo gli studi, mi sto per laureare in fisioterapia. In fisioterapia. A Padova? A Padova, sì. A Padova. Ecco, allora sei arrivato a Mestre. E io prima ho vissuto a Murano, e dopo nel 2018 mi sono trasferito a Mestre e comunque anche prima io mi sono sempre allenato all'Union Box, però avevo quella bella traversata da Murano fino al palazzetto Ancillotto, diciamo. Ecco, Union Box Mestre. Sei arrivato e sei andato subito sotto, diciamo, l'ala protettiva di Adriano Favaro. Di Adriano Favaro, sì. Ecco, vogliamo parlare un attimo anche di Adriano, tra l'altro abbiamo avuto ospite qui. Con Adriano è stato un impatto immediato perché, come ti immagini l'allenatore vecchia scuola, quasi dei film di Rocky, così le prime volte hai questa impressione a guardarlo. E dopo, ovviamente, quando il rapporto si solidifica e viene fuori il lato umano, e per me è quasi un padre quell'uomo, oltre a darmi supporto morale, insegnamenti, comunque è sempre vicino. È stato un anno un po' problematico, ho avuto vari infortuni, però veramente l'Union Box, Adriano e tutta la sua famiglia erano la mia seconda famiglia. Ecco, la sua famiglia. Vogliamo fare un ricordo di Luciano Favaro, il fratello che è stato presidente dell'Union Box Mestre, ricordiamolo, Luciano è stato anche presidente del comitato regionale della Box. Il tuo ricordo di Luciano? Luciano era sempre un appassionato di quelli più sfegatati del pugilato. Ogni volta che mi vedeva aveva sempre l'immagine di dei piccoli, infatti era un po' una di quelle persone che mi spingeva perché voleva un po' vedere questo suo sogno avverarsi e infatti un po' ho preso questa come missione, anche perché dato il fatto che lui non c'è più, diventa un po' più... Ecco, allora tu hai citato Francesco De Piccoli,
ovviamente lo conosciamo tutti a Mestre, ma per chi non lo conoscesse, Francesco De Piccoli è stato medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nella categoria dei pesi massimi. All'epoca condivideva la stanza con Nino Benvenuti. Ecco, è nominato Francesco De Piccoli, medaglia d'oro alle Olimpiadi. Allora, le Olimpiadi saranno tra circa 1 anno e mezzo, più o meno, no? È il tuo sogno? Pensi di potercela fare? Certo, mi giro più di qua. Visto che tu adesso, tra l'altro, diciamolo, Dimitro Tonic ucraino ma naturalizzato italiano, e lui combatte per i colori italiani, ha già indossato anche la maglia azzurra. Certo. Quindi questo sogno olimpico, pensi di farcela? Dipenderà dalla federazione, che ogni tanto la federazione mescola le carte? Guarda, io non parlo, Ecco. preferisco dimostrarlo con i fatti e sappi che sto spingendo e se Dio vorrà io sarò là a rappresentare i colori dell'Italia. Diciamo che non sono uno che dà colpe a circostanze o a altro, le cose vanno come devono andare. È stato un anno un po' difficile perché ho avuto degli infortuni, tra cui uno anche serio, ha messo a rischio la mia carriera. Infortunio hai avuto? Uno strappo alla giunzione miotendinea del pettorale, ho rischiato il distacco completo del gran pettorale, avevo un buco di 3 cm e questa cosa mi ha praticamente tenuto fermo per 2 mesi. Causato durante un incontro, allenamento? Un allenamento, sì. E ovviamente sono cose che possono succedere nonostante tutto il lavoro di prevenzione che si fa a questi livelli sono un po' quegli imprevisti che possono capitare. L'importante è adattarsi il più velocemente possibile. Ecco, indossare la maglia azzurra cosa significa per te? È una bella emozione. Inizialmente non l'ho gestita tanto bene perché ti senti un po' la pressione addosso e c'è una bella competizione interna, nel senso che siamo tutti amici là dentro, però c'è un po' la voglia di primeggiare in senso positivo, è un spingersi verso l'alto a vicenda. Quindi ho un po' sentito la pressione, però secondo me questo tipo di pressione è quello che porta alla crescita. Mi piace molto vederla che chi ce la deve fare ce la farà. Ecco, tu intanto ce l'hai fatta, hai vinto il titolo italiano quest'anno, però anche se tu, l'avete già notato, Dimitro non è abituato a parlare male, guarda la realtà dei fatti. Già l'anno scorso, se vogliamo forse 2 anni fa, adesso aiutami se mi sbaglio, potevi vincere il titolo italiano, poi hai avuto quell'incontro con Clemente Russo è stato anche campione del mondo dei dilettanti, è stato medaglia d'argento olimpica, ha incontrato Dimitro, io quell'incontro l'ho visto in cassetta, mi è stato mandato e infatti poi avevo scritto di quell'incontro. Per me Dimitro quell'incontro l'aveva vinto e invece non è andata così. Ma guarda, alla fine hai detto ma no, ha vinto lui. Io ho il cuore in pace perché per la poca preparazione che purtroppo ho avuto, perché ho avuto il Covid prima di partire per questi italiani, già il fatto di confrontarmi con lui è stato un onore. Sì, non sono un abituato a parlare male, però, sì, questo. Però diciamo che ho il cuore in pace perché so che ho dato quello che potevo dare e lui effettivamente, a mio parere, ha messo i colpi più decisivi. È molto furbo e soprattutto è uno che il ring sa come si calca. È un esperto, è proprio un esperto, che nonostante la sua minor fisicità e comunque minor prestanza rispetto al Clemente Russo del 2012-2013, 2013 ha vinto i mondiali appunto, sì, comunque è riuscito a portarsi a casa quel titolo italiano, quindi che però quest'anno l'hai vinto tu. Che quest'anno ho vinto io, sì. Raccontami la finale, poi alla fine, quando è arrivato il verdetto, vince Dimitro Tonic. Cosa hai detto? Cosa hai pensato? Diciamo chi hai dedicato quel titolo? Guarda, l'ho dedicato, è stato l'anno scorso, 2021. 2021, scusa. Sì, 2021. L'ho dedicato a tutte quelle persone che mi sono state vicine, che mi hanno supportato, soprattutto mia madre, mia sorella e comunque tutti quegli amici che in un modo o nell'altro mi spingevano, perché anche
i dubbi in qualche modo i dubbi degli altri intendo, in qualche modo è una sorta di spinta. La sorella è più piccola di te? È più piccola di me di 10 anni, sì. Lei fa sport? Anche lei ha iniziato a praticare il pugilato, però adesso... Ecco, adesso veniamo anche al pugilato femminile. Certo. E quindi la dedico a loro questa vittoria. E durante la proclamazione del verdetto, diciamo che avevo dato così tanto durante quel torneo che non ho proprio prestato più di tanta attenzione. Ho visto solo che la mia mano veniva alzata ed ero contentissimo. Come eravamo contentissimi anche noi tutti, sono andato subito, italiani, ma soprattutto mestrini. Diciamo. Sono andato subito ad abbracciare Adriano, ad abbracciare suo figlio Federico, perché è stato veramente il culmine di un percorso fatto insieme. Ovviamente adesso bisogna stare attenti che non sia un punto d'arrivo ma un punto di inizio, perché... un punto di partenza. Ecco, allora, tua sorella ha iniziato a praticare. Come lo vedi tu il pugilato femminile? Perché l'opinione pubblica si spacca a metà. No? Allora, inizialmente effettivamente c'erano un po' di pareri discordanti, soprattutto per la differenza di prestanza fisica. Però attualmente vedo che il pugilato femminile... State vinto 5 medaglie agli europei. Ma il pugilato femminile... Con Irma Testa che è un traino. È arrivato a dei livelli assurdi. Cioè, secondo me siamo là col pugilato maschile. Anche perché ho visto quelle ragazze allenarsi, ho visto la Irma Testa allenarsi e... Cioè ragazzi, è una scheggia, ha l'esplosività veramente di un centometrista. È veramente un portento. Quindi... Io vedo proprio un tipo di pugilato armonico come piace a me anche tra le femmine, quindi io lo supporto e sto vedendo che... Bene. Ecco, veniamo a Dimitro, allora sei entrato in palestra, torniamo un po' indietro, certo. Sei entrato in palestra, cioè sicuramente Adriano avrà visto anche la tua prestanza, hai cominciato i primi incontri, come sono stati? Cioè, perché io, come sai, scrivo di pugilato da 35-40 anni forse, però... Ammetto che non avrei mai avuto, perché soprattutto dei piccoli, mi diceva sempre Francesco, dare i pugni, colpì, ma è incassarli, che devi essere pronto a incassare i pugni, a prendere i pugni, questo. Ecco, salire sul ring, cominciare i primi incontri, le prime schermaglie. Allora, io non sono partito il migliore dei modi perché i primi match li ho persi, però non so, poi la testardaggine, non so se sia una sorta di bramosia, nel senso, non so neanche se definirlo positivo o negativo, però in qualche modo le circostanze o la mia volontà interiore mi portavano a provare e riprovare finché sono iniziate a arrivare le vittorie e quello è stato un po' quello che ti porta, diciamo, a sopportare i pugni incassati, perché quando hai la gioia della vittoria sembra che tutte le fatiche e tutti i sacrifici vengano proprio cancellati. Dopo la soddisfazione, una delle soddisfazioni più belle è stata quando nel 2015 mi hanno convocato la prima volta in nazionale. Ho fatto gli italiani, sono uscito subito, però ho combattuto col campione in carica e il CT della nazionale, l'allora CT che era Raffaele Bergamasco, mi ha visto per caso là. Io con la delusione della sconfitta mi sono visto avvicinare da lui e lui che mi chiedeva se ero disposto a essere convocato in nazionale, quindi era proprio un sogno che veniva... Tu hai molto rispetto dell'avversario, cioè sì. Dicono almeno le persone che conosco e che ti conoscono, che in un momento di difficoltà da parte del tuo avversario non sei il pugile che aggredisce, che... Diciamo che l'aggressione in sé è dispendiosa a livello fisico. Quindi a meno che non sia una cosa automatica, perché possono partire le scariche automatiche e sono degli automatismi, non sei te a deciderlo. Nel pugilato c'è una parte limitata di volontà tua, tutto il resto è il lavoro fatto in palestra, di allenamento. Io sono un incontrista, un pugilato di secondo numero si dice, qui io cerco di prendere l'avversario perché tu hai molta tecnica. Ho molta tecnica e cerco di prendere l'avversario nel momento del suo errore. E quando parte la combinazione dell'automatismo può succedere che metta anche l'avversario per terra, peso 105 kg o i colpi che sono pesanti. Che qua in Veneto mi pare ho sentito che non vuole incontrarti nessuno. C'era un periodo in cui avevo difficoltà a trovare avversari, sì, però diciamo che
era un po' una conseguenza, e in più era un po' una spinta a cercare avversari fuori, sempre più forti. Che sono qui. Io ho tanto rispetto per l'avversario alla fine, perché è grazie all'avversario che tu riesci a metterti in mostra e cresci. Quindi la vedo come un'arte in cui hai due artisti che si mettono a confronto. Ecco, se tu dovessi, parlando di artisti, appunto, perché il pugilato, diciamo, il pugilato è noble art, quindi c'è proprio dell'arte nel pugilato, non c'è niente da dire, è uno sport malamente definito violento, e invece è uno sport molto spettacolare. Parlando appunto di artisti, a me viene in mente un nome, io lo chiamo ancora Cassius Clay, anche se per molti arrivavano da lì. Poi mi viene in mente Leonard, mi vengono in mente dei pugili. Hai citato nessuno praticamente. Ecco. Qual è proprio il pugile che più ti ha impressionato, che ti ha impressionato favorevolmente? Guarda, hai citato dei pugili che solo a vederli vedi proprio delle sculture, scarpette bianche, calzoncini corti, vedi proprio questo fisico segnato e una movenza sul ring che è proprio elegante, leggiadra quasi. Diciamo che Sugar Ray Leonard è stato uno dei miei preferiti. Non ho un pugile preferito perché in ogni epoca... Ce ne sono stati diversi. In ogni epoca... Anche Marvin Hagler. Anche Marvin Hagler. Diciamo che Hagler come storia mi ha appassionato, perché è stato uno che si è dovuto sudare il titolo. Mi pare che l'avesse vinto con Anto Fermo il titolo, giusto? Con Vito Anto Fermo. Ha pareggiato la prima volta e dopo l'ha rivinto. Ecco. Ecco, lui è stato uno, ho letto la sua biografia, è stato uno che ci è andato sudando il titolo, e c'era la contrapposizione tra Hagler e Leonard. Leonard che aveva la strada spianata, che ha vinto l'oro olimpico. Quando hanno fatto loro due sì, però la corsa diciamo alle cinture c'è stata quella di Hagler, che proprio è stata una metafora di vita, lui che continua a riprovarci, a crederci, e lui e i suoi due allenatori, non mi ricordo il nome dei suoi due allenatori, i fratelli... Di Hagler? No, gli allenatori di Hagler, sì, i fratelli... E questo mi sfuggono. No, un cognome italo-americano comunque. Sì. Dopo ci penso. E la strada di Leonard, che era proprio spianata, ha vinto l'oro olimpico, Barcellona mi pare. Barcellona. Ecco. Nei welter. Nei welter. E da là lui già ha iniziato a... non so come dire, fatturare, guadagnare, sì, perché era un'immagine la sua. Poi vinse quell'incontro fenomenale contro Roberto Duna. Mamma mia, no, il primo l'ha perso mi pare. Finì i punti, poi vinse la rivincita. La rivincita l'ha vinta. Che Duna si ritirò dicendo la famosa frase no mas, è vero. Il famoso no mas di Roberto Duna. Però sono stati dei match bellissimi ed era un pugilato molto... Ti brillano perfino gli occhi quando stai... Porca miseria, perché 15 round... erano 15 round. Gente che ha fame, gente che spinge al massimo, che va oltre ogni limite di sopportazione. Adesso si fa fatica a trovare, perché sai che come in tutti gli sport c'è il traino, no? Come è stato per lo sci quando avevamo Alberto Tomba per esempio. C'è difficoltà a trovare un grandissimo pugile adesso, non ci sono più. Una volta c'era appunto, quando c'era la grande box in televisione con Rino Tommasi, erano incontri strepitosi, c'erano nomi pazzeschi, adesso è difficile. C'è stato quel momento dei pugili russi nei supermassi che poi erano un po' diversi da quelli che c'erano, pugili di 2,10 metri, 2,15 metri, fratelli Klitschko, correggimi il nome se è giusto. Ucraini. Ecco, ucraini. Però non c'è il pugile, l'ultimo forse è stato Mayweather, può essere l'ultimo... Diciamo che c'è una mancanza di carisma, cioè i pugili di una volta erano proprio i campioni delle persone. Tyson era proprio l'ultimo dei campioni delle persone, cioè era proprio quello che odiava le persone. Rimaniamo a Tyson, si parla ormai di 25 anni fa, ormai che siamo rimasti, non c'è un grande campione, e in Italia ancora meno. In Italia ancora meno. Diciamo che... Andiamo su Tomshev. Io sono uno che procede a fari spenti, diciamo. Quando senti nominarmi è perché non mi senti più nominare per un po'. Quindi non dico nulla, diciamo. Ecco, tu giustamente hai detto ucraini. Ecco, una domanda che esula un po', no? Questa guerra Russia-Ucraina, ne abbiamo parlato anche sul giornale, ho sentito il tuo parere. Cioè, tu come la stai vivendo? Hai familiari? Ho familiari, ho mio fratello che è venuto a stare da me perché... Abita qui adesso? Adesso abita da me perché ha raggiunto... cioè è mio cugino, ecco. E
ha raggiunto la maggiore età e per evitare la leva obbligatoria, cioè lui comunque l'ha vissuta male perché voleva dare una mano in modo diretto. Sì, mi ricordo, mi piace. Ho avuto un altro mio cugino che invece si è arruolato e ha servito per un paio di mesi, e un mio zio che è arruolato, quindi la vivo in modo diretto. Diciamo che al di là di tutte le speculazioni complottistiche che possono venire fuori, abbiamo un paese che è stato invaso, quindi è legittima la reazione, la risposta. L'invasore ha torto a prescindere. Al di là dopo appunto di tutte le, come possiamo chiamarle, teorie complottistiche tra accordi Ucraina e America, un paese può fare, cioè deve fare quello che il popolo decide. Il presidente che è stato eletto, Zelensky, sta facendo il volere del popolo, e se il popolo vuole essere indipendente non c'è nessun equilibrio geopolitico che tenga, perché se fosse successo a noi saremmo stati i primi a creare una reazione, possiamo dire. Ho sentito pareri diversi di tante persone che dicevano: secondo te questa guerra durerà ancora molto? Ti dico, l'equilibrio, cioè so che adesso sono in corso delle trattative, sono trattative un po' traballanti, ecco. Io spero che duri poco, però è difficile. È difficile. Sai che c'è una ragazza qui, non so se è di Miro o di Dolo, Giulia Schiff, che lei era un atleta, faceva atletica leggera, si è arruolata con l'esercito ucraino, poi aveva fatto un concorso in aeronautica, è stata molestata, non l'hanno presa, ha avuto un sacco di... adesso lei sta combattuto anche. Penso a te. Sì, una ragazza giovane. Beh, guarda, ho avuto anch'io per un attimo quell'istinto di... cioè, quando si parla della tua terra natia, si scatena qualcosa dentro di te, e ho avuto anch'io quell'istinto di tornare a arruolarmi, perché quando si parla appunto del posto in cui sei nato, vederlo occupato da invasori... Tu sei nato a Leopoli, no? Provincia di Leopoli, una cittadina chiamata Novojavorisk che avrà neanche una trentina d'anni, 40 anni. Leopoli è bellissima. Leopoli è stupenda perché diciamo che è molto europea come appare, perché diciamo che gran parte della città è stata costruita durante l'occupazione dell'impero austro-ungarico, quindi il tipo di architettura è molto europea, e quindi c'è un'architettura europea con una società post-sovietica, molto in contrasto, mi piace moltissimo, e la cosa bella è che è molto sottovalutata, quindi se tu vai là praticamente sei uno dei pochi turisti della città e te la vivi appieno, ecco. Senti, un'altra domanda, dopo arriverai sicuramente, dopo le Olimpiadi, dopo questo anno delle Olimpiadi, pensi di passare professionista oppure pensi di dedicarti alla fisioterapia, a fare il fisioterapista? Guarda, quella della fisioterapia è stato un pallino che ho voluto, diciamo, portare a termine, perché effettivamente è una passione per i 1000 risvolti che può avere. E il pugilato, diciamo, il professionismo diventa proprio la tua professione, vera e propria, e in Italia diciamo che devi avere un lavoro di supporto, perché è difficile pagarsi, diciamo, tutta la preparazione, e gli sparring partner, c'è un continuo di spese che purtroppo non vengono rimborsate, diciamo, dall'incontro. E quello, diciamo, anche quello è un sogno. Vedremo come andrà, vedremo se arriveranno proposte. Adesso tu ti alleni sempre qui, riesci a allenarti sempre qua in Via Olimpia oppure? Via Olimpia. In palestra? Sempre in palestra, e diciamo che la parte di preparazione atletica la faccio, c'è un campo d'atletica vicino a casa mia che è l'Atletica San Giuliano, e sono molto comodo perché Via Olimpia ci vado in bici, ci metto 10 minuti. Quanti allenamenti fai? E adesso fino a questo momento ne facevo uno al giorno, perché avevo i tirocini da terminare. Adesso mi sposto verso i 2. Prossimi incontri, prossima riunione? Guarda, adesso io sono in fase, diciamo, di recupero dall'infortunio che ho avuto, però
sta andando bene, quindi immagino nel breve termine, tempo massimo un mese, sentirete parlare di me. Ecco. Senti, un'ultima domanda, siamo in chiusura. Se tu dovessi, cioè un ragazzo che ti chiede faccio pugilato o mi dedico a un altro sport, tu consiglieresti il pugilato oppure quale consiglio gli daresti? Bella domanda. Diciamo che se c'è rabbia, se la vita diciamo lo mette davanti a tante difficoltà e ha bisogno di sfogare quella rabbia, sarà un po' impugilato venire da lui, ecco. Quindi non serve neanche che mi faccia questa domanda, può provare se vuole, se sarà amore a prima vista vuol dire che quello sport fa per lui, se no può provare quello che vuole, alla fine è tutto un sperimentare. Ecco. Bene, grazie di cuore grazie a Dmytro Tomicev che combatte per l'Union Box Mestre. Noi diamo appuntamento al 24, dico bene, al 24 di novembre, terza serata con Passione Sport Educazione. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Grazie per l'ospitalità, grazie.